Seduti attorno a un tavolo i rappresentanti delle molte associazioni culturali e ambientaliste che ormai da diverso tempo stanno portando avanti la richiesta per far rivedere il progetto della costruzione della nuova pediatria a Padova. Un manufatto che dovrebbe raggiungere i 30 metri di altezza e 70 di lunghezza per 8 piani complessivi del nuovo ospedale dedicato ai bambini. Il problema, oltre alle misure, è il luogo dove questa struttura dovrebbe sorgere, ovvero le mura cinquecentesche della città e del canale San Massimo, a soli 26 metri dal bastione Cornaro. Queste mura di Padova sono le più lunghe d'Europa, 11 chilometri di mura. Sono 50 anni che le devastano per poter costruire l'ospedale. La Regione ha già finanziato 60 milioni di euro. Lo step successivo è la conferenza decisoria dei servizi per ratificare definitivamente il progetto prevista a fine luglio. Le associazioni hanno già chiesto al prefetto la presenza di un rappresentante della sovrintendenza che già in passato, durante la conferenza istruttoria, aveva espresso diverse perplessità. È un progetto nato strano, nato con una logica che è stata completamente superata dagli ultimi 70 anni di dibattito sui centri storici in Italia e persegue, nonostante siano stati fatti molti tentativi di proporre soluzioni diverse con altezze inferiori, facendolo in una maniera meno prepotente di quanto non sia l'attuale progetto.